buongiorno a tutti e siamo arrivati invece adesso a fare un'altra cosa. Abbiamo fatto lo speciale di Dipende tutto dall'alzata relativo agli europei che si sono recentemente conclusi e come avevamo preannunciato stavolta ci occupiamo di qualificazioni olimpiche sia maschili che femminili. Le femminili sono già iniziate, l'Italia è proprio al centro di questa manifestazione e adesso poi ne parleremo più ampiamente, mentre i ragazzi di Fefene Giorgi affronteranno questo grosso impegno a partire dal 30 settembre fino all'8 ottobre e noi li seguiremo. Abbiamo un ospite in studio che viene presentato come sempre da mia sorella. Allora abbiamo Antonio Alessandri anche perché abbiamo deciso di dare un volto ai nostri partner commerciali e lui è il titolare di Boudoir 36, è un mio ex allievo di pallavolo, mi ha seguito, siamo rimasti sempre in contatto e ci stava raccontando di questo mondo fatato dei profumi e devo semplicemente stare zitta e lasciare la parola a lui. Benvenuto, benvenuto. Grazie, questa buongiorno. Passione del profumo, perché tu li fai, li vendi, insomma fai sì, tutto. Un po' tutto, infatti proprio in questi giorni sono reduce dal PT Fragranze, parlando con alcuni colleghi dicevo che io ho proprio la fortuna di aver ricoperto diversi e di ricoprire ancora diversi ruoli proprio in tutta la filiera, quindi direttamente a contatto con il pubblico nel caso del retail, quindi appunto della vendita al pubblico, ma anche comunque nella prima parte che è proprio la parte di creazione del profumo e poi comunque anche in quella realizzativa, quindi in quella di produzione e di commercializzazione, quindi un po' tutte le figure che mi permettono soprattutto di avere delle prospettive un po' diverse su tutto il mondo del profumo. Quindi ricapitolando, Boudoir 36 ti serve per il contatto con il pubblico dove tu vendi profumi tuoi. Non solo. Ho iniziato anzi nel 2005 commercializzando marchi italiani, stranieri, un po' da tutto il mondo, però appartenenti a questo settore differente rispetto a quello della profumeria commerciale, che è il settore della profumeria cosiddetta di nicchia, se vogliamo mettere in rilievo soprattutto l'aspetto distributivo, oppure artistica, se vogliamo mettere invece soprattutto in rilievo l'aspetto diciamo creativo. Da quando stiamo chiacchierando io ti immagino in questo tuo laboratorio con tutte boccette, boccettini. No, alambicchi no. Alambicchi no. Allora, questo per esempio è un aspetto che mi manca. Mito, no? È un falso mito. Un falso mito. È un aspetto che mi manca perché invece totalmente diverso è l'aspetto di estrazione. Estrazione e sintesi anche, perché chiaramente in profumeria si usano anche delle materie prime di sintesi, quindi la realizzazione di materie prime per la profumeria. Il profumiere parte diciamo già con le materie prime pronte, quindi un tipico laboratorio di creazione di profumeria non è altro che il cosiddetto organo, quindi diciamo una serie di scaffali tutti pieni di boccette, al centro la bilancia di precisione e poi chiaramente abbiamo tutti bisogno di un PC perché bisogna annotare le formule. Le formule non pensiamo che siano delle formule chimiche no? Ma sono quasi molto vicine ad una ricetta di cucina o meglio ancora di pasticceria perché c'è molta precisione. Quindi la formula di un profumo non è altro che il fornitore della materia prima, il nome della materia prima, la diluzione della materia prima, quindi se la utilizziamo pura oppure al 10% in un solvente o via di seguito, e poi la quantità all'interno della formula. Solitamente si lavora su 1000 o su 10.000, quindi appunto su 1 chilo su 10 kg. Ma il fatto perché tu non nasci profumiere ma sei ingegnere elettronico, esatto, sì, ho questo vizio di fare. Ingegnere elettronico ti ha avvantaggiato, non c'entra niente. No, devo dire che una formazione scientifica comunque mi ha aiutato tanto nell'approccio, ma non solo, io per 17 anni ho lavorato in una multinazionale, mi occupavo di ricerca e sviluppo, quindi lo sviluppo, cioè l'iter che si segue nello sviluppo per esempio di una tecnologia o di un prodotto mi ha aiutato molto perché mi è venuto quasi naturale, molto semplice seguire delle milestone e delle tappe fondamentali proprio nella realizzazione di un prodotto. Ma quindi lasciamo un attimo adesso no, poi... no, io sono impazzita, aspetta un attimo solo. Quindi io entro in negozio, tu mi vedi, mi guardi e mi trovo il profumo?
Chiaramente dobbiamo un po' parlare, chiacchierare, sì, perché il profumo comunque è espressione del sé, quindi in qualche modo un primo approccio è semplicemente quello dell'immagine, quello visivo, ma spesso questo può essere anche un po' fallace. Sei anche un po' psicologo, devi essere anche un po' psicologo. Un po' sì. Possiamo ritornare un attimo, poi torneremo in questo mondo fantastico. No, perché poi voglio sapere, lui ha un pallavolista, ha un atleta, va bene, ok, andiamo alle qualificazioni olimpiche. Qualificazioni non abbiamo detto nulla, ecco. Spieghiamo. Vabbè, ma perché per il momento diciamo che le partite sono relativamente facili. Prima fase dell'Italia. Intanto diciamo che la qualificazione olimpica si può arrivare alle Olimpiadi, possono arrivare soltanto 12 squadre. Il primo posto è già assegnato perché la Francia è paese ospitante, gli altri 11 posti vengono assegnati con questi tornei, sono 3 gironi di qualificazioni olimpiche. E poi ne passano 2. Sono 3 gironi di 8. L'Italia è nel girone C con Polonia, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Colombia, Corea e Slovenia. Di questi 3 gironi praticamente le prime 2 passano, quindi sono altre 6 squadre che arrivano a partecipare alle Olimpiadi di Parigi, quindi sono 7 posti. Gli ultimi 5 posti rimanenti verranno assegnati secondo il ranking che ci sarà a giugno dell'anno prossimo, dando comunque precedenza alle nazioni che non sono già state qualificate. Questo per riassumere un attimo. Diciamo che le ragazze le prime partite, queste qua con Corea, Thailandia, questa roba qua, l'hanno affrontata tranquillamente nonostante la brutta fine dei campionati europei che ricorderemo tutti con troppe polemiche e poco gioco, con l'affair Egonu che poi appunto ha portato alla defezione di questa grandissima atleta, per cui l'Italia si trova in Polonia, a Lodz, per questo girone senza l'Egonu e senza anche la palleggiatrice titolare Alessia Orro, perché purtroppo durante l'Europeo ha avuto un piccolo incidente sbattendo contro i tabelloni della pubblicità, ha sbattuto la testa. Sul momento ha continuato, poi ha fatto anche altre partite, però gli ultimi accertamenti consigliano di tenerla a riposo, per cui diciamo che sono 2 defezioni molto importanti. Ne parleremo ancora più approfonditamente. Adesso vi presentiamo invece l'ospite esterno, l'ospite in collegamento Skype. Questa mattina è veramente un monumento della pallanuoto non solo italiana ma anche mondiale. E abbiamo la fortuna di averla qui a Catania perché l'ha scelta come città di adozione. Stiamo parlando di Tania Di Mario, che ha partecipato a ben 4 Olimpiadi e che adesso ci racconterà questa sua magnifica esperienza. La nostra prima ospite che ci racconterà qualcosa delle Olimpiadi oggi è Tania Di Mario, un monumento della pallanuoto nazionale, che è stata solo a stampare il suo palmarès. Mi sono serviti 3-4 fogli di tutte le cose che ha vinto. Ciao Tania, benvenuta. Ciao Tania. Buongiorno a tutti, grazie, è un piacere. Ma a parte dire quello che ha vinto, secondo me facciamo prima a dire quello che non ha vinto. Credo che tu non abbia vinto nulla, nel senso non abbia vinto nulla. Vabbè, mi sono incartata. Comunque Olimpiadi, mondiali, europei, titoli nazionali. Da dove vuoi cominciare? Diciamo che sono stata fortunata. No, fortunata, qui la fortuna, lasciamelo dire, c'entra ben poco, perché una persona, un atleta come te che riesce a stare in vetta, diciamo, al mondo, al suo mondo pallanotistico per tanto tempo, sicuramente fortuna non è. Ritornando al parlare addentrandoci subito sul tema delle Olimpiadi, quante Olimpiadi hai fatto? Allora, io ne ho disputate 4. Bene. E medaglie? Medaglie 2, no? Medaglie 2. Una d'oro, mi pare. Una d'oro e una d'argento. Alla prima d'oro e l'ultima d'argento.
hai in mezzo due partecipazioni. E raccontaci un po' l'Olimpiadi, questo sogno di tutti gli atleti, di tutti gli sport. Io nel mio piccolo ho partecipato all'universiade soltanto nel 77 e ho potuto assaggiare quel clima di mondo intero di sport, di tutti gli sport, di tutte le nazioni. Come l'hai vissuto tu? Ma allora era il sogno fin da piccola probabilmente, anzi sicuramente. Ho sempre sperato, più che altro per una gran parte della mia gioventù ho sperato che la pallanuoto venisse inserita diciamo negli sport olimpici, perché fino al 2000 così non era, quindi una prima parte è stata di preghiera. Finalmente ci siamo riuscite e la prima, diciamo, Olimpiade in cui era quasi dimostrativa la pallanuoto femminile purtroppo è la famosa Olimpiade in cui noi non ci siamo qualificate, era quella del 2000. Solo 6 squadre, vabbè, i criteri classici delle Olimpiadi, e quindi diciamo che la nostra prima Olimpiade è stata quella di Atene, quella che poi abbiamo vinto. Ci diciamo sempre che probabilmente se non avessimo avuto quella grandissima delusione, non so se quello sarebbe arrivato così stupido, così in fretta e così fortemente. E quindi sicuramente è sempre stato un bel ricordo l'Olimpiade per me. Ricordo sempre. Vai Tania, scusami, vai. Ma mi sentite? Sì. Una cosa che ci diciamo sempre: sarebbe bello tornare a casa e trovare la stessa cosa che avevamo lasciato nel villaggio olimpico. C'è una sorta di nostalgia post-Olimpiadi che quasi ti distrugge, no? Perché lì è come se vivessimo in un mondo utopico, tutti amici, tutti che perseguiamo obiettivi e valori importanti. Dopo tornare a casa è stato quasi uno shock. Quasi traumatico, sì, ma infatti è quello che dicono tutti quelli che tornano dall'Olimpiade, al di là della vittoria, è proprio questo mondo fantastico del villaggio olimpico, cioè vivere in questi 15 giorni dove possibilmente ti vedi passare, non lo so, il giocatore di basket famosissimo, insomma sei a contatto realmente col mondo sportivo di tutti i livelli, e quindi questa sorta appunto di tornare a casa e avere questo trauma da rientro è una cosa che ho già sentito dire a parecchi atleti. No, è la cosa quella che ovviamente al di là delle emozioni che ti può dare solamente un'Olimpiade per il pubblico, per l'adrenalina, per l'importanza ovviamente, no? Comunque il fatto che siano ogni 4 anni gli dà quell'importanza che magari altre competizioni come gli europei e mondiali continuano ad averla, ma essendo così veloci. Cioè, tipo le ragazze adesso con la nazionale hanno disputato 3 mondiali in 2 anni. In 2 anni. Non ci hanno capito niente e hanno giocato l'aspettare l'Olimpiade, che poi è il motivo per cui ho giocato fino a 38 anni, perché ero incastrata a questi 4 anni che si ripetevano e dicevo no, la prossima. E quelli che in comune facevano no, la prossima. E ne venivano altre e facevano no, la prossima. E quindi ne hai collezionati ben 4. Delle 4 penso che quella che ti ricordi con maggiore gioia sicuramente è quella della medaglia d'oro, oppure sono altri i motivi per cui ricordi le altre Olimpiadi? Ma quella è stata e rimarrà la più bella per un sacco di motivi. Il primo ovviamente è perché l'abbiamo vinto, il secondo è perché la mia squadra è stata quella, diciamo, la mia prima vera squadra, per cui ho capito cosa significa essere la nazionale italiana, e da cui ho imparato probabilmente per quella, e perché l'abbiamo vinta da Atene. Quindi poi questi 3 cose si sono mischiate e siamo rimaste a vincere l'oro nella palla delle Olimpiadi. Senti, ma tutte queste 4 Olimpiadi sicuramente l'allenatore non era sempre lo stesso, o sì? No, è stato sempre uno diverso. E allora una parola sugli allenatori, sulle differenze, su che cosa hanno creato e che cosa invece hanno poi distrutto, se hanno distrutto qualcosa. Allora, l'allenatore con cui abbiamo vinto è stato, penso, l'allenatore quello da cui tutte abbiamo imparato di più, o comunque le cose più importanti. È stato un inizio per la pallanuoto femminile importante.
io ho avuto la fortuna di farne parte e credo che sia uno di quelli che diciamo la pallavolo femminile non l'ha inventata, ed era per Luigi Forliponi. Diciamo, la mia seconda Olimpiade, quella di Pechino, avevamo Mauro Maggelli, che è stato il mio allenatore per tantissimi anni all'Orizzonte, ed era un piccolo praticamente più filiale per noi dell'Orizzonte piuttosto che professionale, ed è stata una bellissima esperienza che purtroppo non è finita come volevamo, ma mi porterò sempre nel cuore. Nell'ultimo due l'ho fatto con lo stesso allenatore. Nel 2016 era Fabio Conti, a cui do il merito di avermi riportato in nazionale perché io avevo lasciato. Avevo deciso di mettere e lui mi ha ricoinvolto a 29 anni. Quindi tu sei una un po' che lascia e poi rientri, perché avevi lasciato anche l'Orizzonte, ma quest'anno hai deciso di rientrare. Io sono una di quelle che non sta bene. Hai vinto lo scudetto e devo dire che io ero alla partita e io di pallanuoto non ne capisco niente, però devo dirti che quando sei entrata tu e poi hai fatto un passaggio e un gol, io sono schizzata in piedi, veramente assolutamente ammirata, perché rientrare in uno sport così fisico dopo aver avuto un figlio, Giovanni, giusto? Io allora quando sono rientrata in nazionale con lui la prima l'Olimpiade di Londra, che è quella del 2012, giocavo, avevo solo lasciato la nazionale. Giocavo nel club e avevo avuto dei problemi, quindi avevo lasciato la nazionale, e lui è stato bravo perché ha capito che era giusto che tornassi e soprattutto ha fatto in modo che succedesse. Per quanto riguarda l'Orizzonte quest'anno, vabbè, è stata una follia, cioè una crisi di mezza età. Però è andata benissimo, devo dire. E ora nel migliore dei modi possibili, che se la immaginavo e la speravo così probabilmente non sarebbe stata tanto bella. Certo, sono stata bella. Ma quest'anno giochi ancora? Che devi fare? La Coppa dei Campioni? Che intenzioni hai? Svela! No, non ho nessun tipo di intenzione, assolutamente. Non giochi? No, io nella lista ci sono sempre, ovviamente, perché ormai non potrei pensare di non mettermi. Arriverà il momento in cui non mi ci metterò più. Però, vabbè, a parte gli scherzi, credo che la nostra squadra sia abbastanza forte che non serva, diciamo, il mio aiuto. Senti, un'ultima domanda ti volevo fare. Diciamo che il Sette Rosa potrebbe essere un po' paragonato alla generazione di fenomeni della pallavolo, perché c'è stato un periodo in cui questo gruppo molto, molto coeso, molto unito ha ottenuto quei grandi risultati. La tua compagna o le tue compagne, massimo due, che ricordi con più piacere? Ma allora, vabbè, una la vedo tutti i giorni, quindi non la metto in classifica. Esatto. Martina Miceli. Sì. Probabilmente quelle a cui sono più legata è quella che poi è la mia migliore amica, che è proprio la mia sorella mancata, che è Silvia Posurgi, e l'altra è Cristiana Conti, che è stata la mia compagna di squadra a pappa. Un attimo, prima di chiudere ci sta Tania Di Mario oggi, come possiamo dire, general manager di questa grossa struttura che è l'Equipe. A capo dell'Equipe Orizzonte sei presidente, insomma, quante cose fai? Mi pare che hai deciso di giocare anche a padel. Con scarsi risultati lo devo ammettere e mi dà fastidio, ma vabbè, in qualcosa, e se no sei un fenomeno anche a padel, no? Anche no. Un po' di ingiustizia, un po' di ingiustizia. Quanto ti impegna l'Equipe? Gestire l'Equipe? Impegna tutto tanto, devo dire la verità. In più la questione della maternità non ha sicuramente facilitato la situazione. È bello perché mi fa piacere poter pensare, ed è probabilmente il motivo principale per cui lo facciamo, sia io che Martina, consapevoli di quanto siamo state fortunate, ci sentiamo la responsabilità di rendere felici e fortunate anche quelle che verranno dopo di noi.
e credo sia l'obiettivo principale. Mi sembra che lo facciate egregiamente, avete vinto tutto quest'anno, dallo scudetto assoluto a tutte le categorie giovanili, che diventate quasi fastidiose. Va bene. No, aspetta, no, niente, Tania, non ti lasciamo andare. Ma con Martina capita di litigare ogni tanto? Sempre. Oppure no? Non lo so. Sì? Litigare? Molto. Ah, quindi però sempre poi riuscite comunque a trovare un punto di incontro, evidentemente, se no i risultati non sarebbero quelli. Ci confrontiamo in maniera molto accesa. Va benissimo, grazie mille Tania, veramente ti ringraziamo, sei stata un ospite fantastica, ci hai raccontato un sacco di cose e ti auguriamo il meglio per te, per la tua squadra, per tuo figlio e per tutto. Ciao Tania, grazie, ci vediamo all'equipe. Ciao. Grazie mille, ciao. Abbiamo appena salutato Tania Di Mario per questa nuova rubrica I miei 5 cerchi e quindi stiamo spaziando un po' in realtà perché diciamo che il torneo di qualificazione fino in questa fase non dà molti spunti, perché è veramente troppo semplice per l'Italia, per cui ci ritusciamo nel mondo dei profumi con Antonio Alessandria. Quindi questa tua passione del profumo inizia da piccolo? Dicevi che... diciamo che io da sempre ho avuto una passione un po' per i sensi, quindi mi piace mangiare, bere, un po', penso che piaccia un po' a tutti, però a me in maniera particolare. Tu ne hai fatto un lavoro, però. Ne ho fatto anche un lavoro. Però diciamo che non ero mai riuscito a dare un senso a quello che poteva essere l'olfatto. Perché da sempre, sin da piccolo, andavo ad acquistare il mio profumo scegliendolo in maniera consapevole, però non conoscevo tutto quello che c'era alle spalle. Magari avrei scelto direttamente questo tipo di lavoro, anziché fare per 17 anni l'ingegnere elettronico, compresi quelli dell'università, però non sono nulla da buttare come esperienza nella vita. Quindi c'è stato un momento della mia vita in cui sono venuto in contatto con questa realtà che è quella della profumeria artistica, e lì è stato quasi come una caduta da cavallo, perché mi ha completamente aperto un altro mondo. Ma quindi tu ci sono dei momenti in cui sei particolarmente ispirato e allora vai nel tuo laboratorio? Come funziona? Cioè hai bisogno di cosa? Allora, diciamo che l'iter per me, soprattutto perché è una mia scelta, è quello di raccontare delle storie tramite delle sensazioni olfattive. Nella mia concezione il profumo è come se fosse nella sua evoluzione, quindi nella sua curva di evaporazione, è come se fosse una serie di fotogrammi olfattivi che nel loro susseguirsi raccontano delle storie come succede in un film. Quindi il profumo poco per volta, mentre evolve, farà percepire prima qualcosa, poi qualcos'altro, poi ancora dell'altro, e quindi stimola il nostro senso dell'olfatto, che è il più primitivo dell'uomo, in maniera differente, e ci riporta alla mente delle immagini, delle emozioni che spesso sono legate alla nostra cultura, ma che comunque hanno un significato universale. Quindi in questo modo, diciamo, cerco di comporre un profumo. È un lavoro che ti porta in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, cioè tu vai alle mostre del profumo, non si chiamano mostre. Sì, vabbè, diciamo in qualche modo quelle che frequento io sono in Italia, perché dobbiamo dirlo, l'Italia è un paese molto forte per la profumeria artistica. Ce ne sono due che sono quelle più importanti a livello internazionale, una proprio in questi giorni a Firenze, che si chiama Pitti Fragranze, e poi invece a Milano, nel periodo tra marzo e aprile di solito, si tiene Accents, The Scent of Excellence, che ha, diciamo, è più recente rispetto al Pitti, ma che ha una grossa ripercussione anche dal punto di vista internazionale. E poi seguo anche invece quella proprio per i profumieri, che sono le giornate delle materie prime, in cui tutti i produttori a livello internazionale portano le novità da dare in pasto ai profumieri per creare le loro formule. Ma quindi tu ovviamente metti anche il nome al profumo? Sì, certo, sì. È importantissimo. È importantissimo. Quindi, esatto, come lo agganci, esatto, come lo crei? Allora, innanzitutto, prima, come mi ha insegnato uno dei miei maestri, devi dare un nome fortemente evocativo quando stai creando, per stimolare la tua creatività.
Dopodiché invece si passa dal nome in codice, diciamo, della creazione, si cerca di trovare un nome che possa esprimere la storia del profumo, ma che allo stesso tempo possa essere anche altamente evocativo per il pubblico. Non è semplice. Non è per niente semplice. Questa è una cosa veramente difficilissima. Sì. Al di là appunto della complessità di tutta l'operazione, non è assolutamente da sottovalutare questo aspetto. Esatto. È una cosa molto, molto carina. Molto anche bella. la scelta della lingua, per esempio. Ma anche la boccetta, forse anche la bottiglia. Quello sì, perché è una tutto, comunicazione visiva. Esatto. Tra l'altro c'è un mondo. Io vi confesso, appena finisco la trasmissione vado. Andiamo, già abbiamo prenotato. Vado immediatamente, cioè io non sono una notoriamente amante del profumo, però sì, è chiaro, lo metto, ma ora alla mia età dico non andrò in altro posto se non anche se non perché io negozio. ci sono stata anche l'atmosfera. Sì, praticamente tu varchi la soglia di questo mondo e vieni assolutamente proiettato, cioè veramente è un posto da visitare, perché è veramente artistico, indimenticabile. Proprio Antonio ti porta per mano in questo mondo fatato dei profumi. Però un po' di sport lo segui. Un po' di sport lo seguo, di tanto in tanto sicuramente guardo le partite di pallavolo. Sei rimasto appassionato, il primo amore non si scorda mai. Sì, diciamo che quella che mi attrae di più quando... ha vinto il titolo Under 10. No? Sì, lui è stato un mio allievo, esatto, e ha vinto il titolo provinciale Under 10. Poi faceva da sparring partner alla squadra che ci seguiva e ripeto, questo rapporto è rimasto immutato nel tempo. Infatti ricordo vostra madre, sì. Ai tempi in cui andavamo ad Acireale, c'era la Bendeova, mi ricordo. Visto questi ricordi che poi si accomunano. È un atleta, secondo te che profumo dovrebbe... Cioè, allora, se io parliamo... ti faccio delle domande difficilissime. No, assolutamente. No, non sono per nulla pallavolista o una pallavolista? Lì bisogna capire innanzitutto la personalità, perché è sempre quella la prima cosa. Sicuramente dovrà avere qualcosa di più energetico, più dinamico, più frizzante, che possa parlare di una personalità sportiva. Cioè, io per 60 e passa anni ho preso il profumo, sì, mi piace e me ne sono andata. Ora mi sento assolutamente inutile. Cambiamo epoca. Il profumo è sempre una comunicazione subliminale, per cui è un amico silenzioso che parla di noi. Quindi non possiamo usare lo stesso profumo noi due, siamo l'opposto. Direi di no. Assolutamente no. Assolutamente Quindi no. Personalizzatissimo, quindi quando tu te lo scordi io non te lo presto. No, vabbè, io invece te lo rubo. Va bene, bellissimo, veramente questo. Vabbè, dobbiamo riavere Antonio qua con noi. No, lo vogliamo, facciamo uno speciale profumo. Dipende tutto dall'alzata, speciale profumo. Cioè noi allora, a malincuore dobbiamo tornare a parlare di pallavolo. No, sto scherzando, no, assolutamente non a malincuore, dedicando appunto questa conclusione di puntata alla pallavolo e all'Italia che sta disputando questo torneo di qualificazione. Diciamo che le avversarie più temibili sono sicuramente Polonia e Stati Uniti. Anche perché Polonia, tra virgolette, si è organizzato il torneo in casa, e quindi di solito la squadra in casa insomma, cerca di essere un po' favorita. I precedenti non sono molto lusinghieri per la Polonia, che si era fatta i mondiali in casa l'anno scorso, maschili. E poi, anche l'Italia si era fatta l'Italia in casa. Quindi viene sfatato. Quindi dicevo che appunto le avversarie più temibili sono sicuramente la Polonia, anche se nel ranking mondiale è due posizioni sotto l'Italia. L'Italia in questo momento femminile è al 5° posto, mentre la Polonia è al 7° e questo ci potrebbe anche leggermente confortare. Diciamo che un po' fuori portata forse potrebbero essere gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono secondi nel ranking dietro alla spettacolare Turchia della Vargas che abbiamo visto e la Karakurt. E quindi, siccome i posti sono 2 e le squadre, diciamo, di un certo livello sono 3, Italia, Polonia e Stati Uniti, sarà tutto da vedere sia negli scontri diretti sia in quelli indiretti. Noi dimmi. Posso intervenire? Ma insomma ti do facoltà. Mi dai facoltà? No, io sono da sempre, vabbè... Dillo. Antonio è una mia creatura, non per quanto riguarda ovviamente il profumo, però vorrei ricordare che Boudoir 36 è profumeria artistica, è in via Santa Filomena 36, certo, in centro, 36, esatto. Sì. E tu fai orario dalle 17 alle 20, dal martedì al sabato, altrimenti su appuntamento. Quindi se volete entrare in questo mondo fatato potete andare a via Santa Filomena 36, dove noi ci recheremo immediatamente.
oggi alle 17, che adesso è chiuso. Ora per voi posso fare un'eccezione. Facciamo un appuntamento così. Va bene, ci tenevo tanto a ringraziare Antonio per averci affiancato nella nostra. Grazie mille, veramente. Mi concedi la chiusura? Sì. Io sono opinionista fastidiosa. E quindi noi ci rivedremo il 26, se non sbaglio, o il 27, insomma a chiusura questa brutta figura la dovevo fare comunque, a chiusura di questa qualificazione olimpica, e speriamo di potervi comunicare la qualificazione a Parigi 24. Grazie a tutti, grazie, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Grazie.